Annullata la gara dell'Akragas sul campo del CUS Palermo e di conseguenza annullata anche la preannunciata conferenza stampa della vigilia. La sfida è stata infatti rimandata a data da destinarsi. Il motivo? A quanto pare un calciatore della compagine palermitana, subito dopo la gara di recupero di mercoledì scorso con la Nissa, si è sentito male. Immediatamente è stato sottoposto a tampone che è risultato positivo al Covid-19. Adesso c'è grande apprensione in seno alla stessa squadra del CUS Palermo perché il contagio potrebbe diffondersi tra i compagni di squadra e chissà anche tra gli avversari della compagine nissena. L'Akragas è così costretta a fermarsi e può dedicarsi al prossimo impegno di Coppa Italia di mercoledì 28 ottobre alle ore 14:30 allo stadio del Seneto. La squadra biancazzurra affronterà la Folgore del neotecnico Pietro Tarantino che all'andata si impose con un gol di scarto. Per accedere al turno successivo, Gambino e compagni sono obbligati a vincere la partita con almeno 2 gol di scarto.